che anche Enrico Caruso da giovane ha fatto questo mestiere per vivere. Perché fai lo spiritoso? Lui è un ragazzo colto e conosce bene la madrelingua. Noi no. La nonna lingua. Beh, io credo di aver capito e aggiungo che Salvatore Rosa fu il più illustre di questi artigiani. E avanzando nel tempo, diciamo che il più famoso fu Giuseppe Di Francesco, detto O Zingariel. E o Zingariel era famoso a tal punto che anche il grande Wagner, pensate, lo voleva sempre con sé in tutti i suoi viaggi. È vero, è vero. O Zingariel però, causa la nostalgia, dopo 4 anni se ne tornò a Napoli. No, guarda, in realtà non è per colpa della nostalgia. No. Wagner lo cacciò proprio, O Zingariel. Ah. Sì, perché si dice che molestasse le cameriere. Le cameriere. E metteva in ginda. Ma stai zitto! Oh. Ma chi sono gli artigiani della canzone? Io lo so, ma sì, sono loro, i posteggiatori napoletani, eccoli qua! I tengono innamorati per ogni paese, ognuno fa così pazzo per mi scusare. Chi faccio sto nostro figlio da Vodovino, la vita mi passa a lei e caccia fa, senza curarmi di questo per mandarmi. Non me ne porti giù, si concentro, me ne vado tu. Che fa, si bella e ti ha spassato. E quando vuoi sapere che meglio femmina vanno a me. Ma quello che è bello vero non danno lì, che lì mi tengo che sono un gran baciato. In America in un parente sa che mi ha spedito. Callasse soltanto a me l'eredità, senza curarmi di committo per la bene. Non me ne porti giù, si cucendo me ne parlo. Che fa, si belle ti ha spassato. E quando può sapere che meglio femmine vanno a me. Un mese che trasa faccia migliaia di feste, mi sposa più bella femmina di sta città, con tutto che gli viene niente, cappello e veste. Turisti con desideri di sposare, senza curarmi di convinto per non me ne porti giù, si cucendo me ne vado. Che fa, si bella e ti ha spassato. E quando può sapere è meglio femmina vanno a me. Bravo! Vincenzo, prego! Vincenzo Ingrata e i suoi ragazzi! Ecco signori, loro sono gli ultimi posteggiatori della nostra Napoli, della nostra grande tradizione. Ebbene, a questo punto io, Vincenzo, prima di andare avanti voglio rassicurare a me stessa, gli amici a casa, questo è un angolino che noi avremo settimana dopo settimana, fin quando Vincenzo lo vuole fare lo fa, quando dice mi sono staccato non lo voglio fare più, Vincenzo non verrà più. E per me sarà un grande dolore, perché so. Allora, questa, che titolo era la canzone che... Un gran bacio. Gli autori no, non ci ricordiamo. Sì, di Pisani e Lama. Ma guarda che c'è nel cervello proprio, edizione della canzonetta, è un cultore vero della canzone.
Allora, signori, vi dicevo, questi sono veramente gli ultimi, gli unici posseggiatori di Napoli. Vogliamo sentire il perché. Vincenzo, ma l'età, quanti anni ha lei? Lanciarisci. Certamente, siamo in Sono famiglia. piccinillo e piccinillo. Quando? 80 anni. 80 anni. Allora vai Cosimo, aiutami. Tarzan piccolino, guarda che belli, bei capelli lunghi che tieni. Il mandolino, quanti anni? L'anno mio, volete sapere? Certamente. Tengo 18 anni, ho votato sotto in coppa. Cioè, 82, ma guardate com'è bellino! 82 anni, Maris! 82, ti rendi conto? Vediamo la chitarra, il come- chitarrista, quanti anni ha? Come si chiama, abbiamo detto? Ah no, no, come si chiama? come vi chiamate? Io lo so. Io mi chiamo Donato, fare che Donato. Per soprannome mi chiamano Donatello. Donatello. Ecco, e allora il signore come si chiama? Efisio, Efisio. origine sarda però, mio padre. Papà. Io sono napolitano, Si sente. E quanti anni? 83. Ecco perché ho detto gli ultimi passeggiatori. Poi tra di loro, sa, come la donna di tanto in tanto il guardaroba bisogna rinfrescarlo. Hanno preso un minorenne, un ragazzino di anni 70. 70, il più piccolo. Come si chiama? Ha detto come chiamate? Si chiama? Salvatore. Allora a questo punto io saluto i passeggiatori di Napoli e do a loro l'appuntamento per l'entrante settimana. Salute! Salute a tutti quanti voi! Salute e saluti! Buonasera!